Federico Bastarolo, rappresentante della Consulta Provinciale per il Liceo Giorgione. Innanzitutto è importante sottolineare come la Consulta Provinciale abbia delle prerogative e degli obiettivi decisamente diversi rispetto a quelli del Consiglio d'Istituto e dei rappresentanti degli studenti, sebbene si ponga in continuità rispetto a questi. Difatti la Consulta Provinciale appunto cerca di portare i problemi che emergono nelle differenti scuole a livello provinciale e assieme agli studenti di tutte le altre scuole della propria provincia e delle proprie aree scolastiche cercare di far emergere questi problemi a livello provinciale e inoltre in sede regionale tramite la giunta provinciale. Quello che vorrei sottolineare sul fatto della rappresentanza della consulta è proprio il fatto che sebbene non si vedano nell'immediato, come ad esempio può essere nella rappresentanza di istituto, le proprie scelte, le proprie decisioni, quella della rappresentanza nella consulta provinciale è una rappresentanza che mira ancora di più alla lungimiranza dei progetti, a progetti che verranno messi in atto negli anni posteriori a quelli in cui si è operato, per cui appunto il rappresentante lavora sebbene non veda nel presente l'utile che egli ha prodotto e gli obiettivi che sta cercando di perseguire. Proprio per questo la rappresentanza della consulta provinciale è sede di questo pensiero che la democrazia molte volte porta a colui che la esercita in maniera attiva, ovvero il rappresentante degli studenti, a non vedere subito i risultati del proprio lavoro, ma comunque alla coscienza di poter con questi giovare alle future generazioni di studenti.